Eder. Mek. Pallister. Le indagini sulla tragica morte di Liliana Resinovic stanno vivendo un nuovo e cruciale sviluppo. Mentre la Procura di Trieste punta il dito con sempre maggiore decisione verso un presunto responsabile, Sebastiano Visintin, marito della vittima, emerge un elemento inquietante che, da solo, rischia di sovrastare tutti gli altri. Visintin è scomparso. Da ieri risulta irreperibile. Una circostanza che non può passare inosservata, soprattutto in un momento in cui le autorità giudiziarie sembrano aver superato la linea dell'ipotesi per approdare a un'accusa vera e propria. La procura accusa formalmente Visintin di aver ucciso Liliana per soffocamento, un'accusa contenuta nella richiesta di incidente probatorio depositata il 21 maggio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, Flavia Mangiante. Ma l'elemento che getta ombre ancora più fitte sull'intera vicenda è la scomparsa improvvisa di Sebastiano Visintin, che fino a poche ore prima continuava a pubblicare immagini di sé insieme a Liliana sui social, accompagnate da frasi affettuose e nostalgiche. L'ultima, pubblicata proprio nella giornata del 23 maggio, era una fotografia di Liliana con la didascalia «Cuore mio». Eppure, quello stesso giorno, si è dissolto nel nulla. Fonti confermano che l'uomo ha lasciato la sua abitazione di Trieste da diverse settimane, ma fino a ieri risultava comunque attivo online. Un comportamento ambiguo che ora viene letto sotto una luce completamente diversa. Fino a qualche giorno fa l'apparente ritirata dai media poteva essere interpretata come un desiderio di privacy. Oggi, con l'accusa di omicidio sul tavolo, l'irreperibilità di Visintin assume i contorni inquietanti di una fuga. Una latitanza di fatto che ha colto di sorpresa anche chi negli ultimi tempi aveva difeso pubblicamente l'uomo. Dov'è Sebastiano Visintin? Perché ha scelto di sparire proprio adesso? E soprattutto, si sta nascondendo da qualcosa o da qualcuno? Nel frattempo, la magistratura riconsidera anche le testimonianze di alcuni operatori sanitari che nel gennaio 2022 lavoravano nel parco di San Giovanni, luogo del macabro ritrovamento del corpo di Liliana. Uno di questi testimoni riferì di aver visto un uomo con la barba bianca, abiti scuri e una torcia accesa, aggirarsi all'alba proprio nella zona in cui poche ore dopo sarebbe stato scoperto il cadavere della donna. Inizialmente queste dichiarazioni non vennero considerate determinanti dagli inquirenti, ma oggi, con il nuovo quadro accusatorio e la sparizione di Visintin, assumono un peso tutto nuovo. Secondo la nuova ricostruzione del pubblico ministero Maddalena Iozzi, contenuta nella richiesta di incidente probatorio, Liliana sarebbe stata aggredita e soffocata proprio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, lo stesso in cui segnalati movimenti sospetti la mattina del 5 gennaio 2022. Non è difficile collegare l'uomo descritto dai testimoni con l'immagine pubblica di Sebastiano Visintin, spesso raffigurato con barba bianca e abiti scuri. Ma le novità non si fermano qui. L'incidente probatorio richiesto ha come oggetto la testimonianza di Claudio Sterpin, l'amico intimo di Liliana con cui la donna stava progettando una nuova vita. Un rapporto che avrebbe potuto generare tensioni e che oggi si intreccia con l'ipotesi che proprio il marito, messo all'angolo dalla prospettiva dell'abbandono, abbia potuto reagire con violenza. L'avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, fratello della vittima, ha commentato con prudenza: questa ipotesi e i nuovi dettagli emersi sono assolutamente neutri, non ci esaltano e non ci scoraggiano. Ma anche lui non può ignorare che l'accusa nei confronti di Visintin, per quanto provvisoria, costituisca un netto cambio di rotta rispetto alla precedente ipotesi di suicidio, più volte contestata proprio dalla famiglia Resinovic. È importante ricordare che le modalità della morte di Liliana sono sempre apparse anomale. Il corpo venne ritrovato con la testa avvolta in sacchetti di plastica per alimenti bloccati con un cordino e chiuso in 2 grandi sacchi per l'immondizia. Una messa in scena macabra e inquietante, difficile da far combaciare con l'ipotesi di un gesto volontario. Per questo la tesi del suicidio non ha mai convinto del tutto. Adesso però la sparizione di Sebastiano Visintin diventa il cuore pulsante della cronaca. Una fuga improvvisa, proprio mentre la procura lo accusa di un crimine efferato. La sua assenza fisica pesa come un macigno su un'indagine che, dopo mesi di incertezza, sembra aver finalmente preso una direzione precisa.
Non si tratta più solo di domande senza risposta. Ora c'è un indagato, un'accusa e un uomo che si è volatilizzato. E fino a quando Sebastiano Visintin non sarà rintracciato, ogni passo avanti nell'inchiesta sarà inevitabilmente accompagnato dal sospetto che chi potrebbe avere tutte le risposte stia cercando di tenerle ben nascoste. Ieri nuovo esilarante siparietto a quarto grado. Carmelo Abate racconta una delle sue storielle e la Marano gli risponde: tu non hai letto gli atti. E allora la Marano, per dimostrare che ha letto gli atti, dimostra quanto affermato da altri youtuber, che Sebastiano potrebbe aver incontrato Liliana tra le 8 e le 9. Evidentemente la Marano è la prima a non avere letto gli atti o comunque non averli saputi interpretare, perché come dimostrato in un mio video pubblicato circa 20 giorni fa, tra le 8 e le 9 Sebastiano non ha nessuna possibilità temporale di intercettare Liliana. E come ho già detto in un commento, se Penelope decidesse di attaccare Sebastiano fra le 8 e le 9, mi offrirò io stesso gratis a Bevilacqua per andare a dimostrare come leggere le carte è fondamentale quando si vuole risolvere un caso. Se Liliana deve avere giustizia, è importante che chi difende Liliana in primis si studi le carte in modo decente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.